Siamo in collegamento con la dottoressa Silvia De Pieri, RSPP del Policlinico San Giorgio, la casa di cura privata di Pordenone, e responsabile area tecnica della formazione a Jesolo. Questo è un periodo di emergenza che sta mettendo tutti a dura prova, ma a vivere nell'incertezza ci sono anche i lavoratori. Quindi, in questo senso, cos'è il coronavirus e come lo si può inquadrare nell'ambito della sicurezza dei lavoratori? Allora, buongiorno a tutti. Quanto riguarda l'emergenza, la pandemia che stiamo vivendo, l'agente biologico che stiamo trattando si chiama appunto coronavirus ed è previsto la famiglia di coronavirus è prevista all'interno del titolo 10 del decreto legislativo 81 come un agente biologico di classe 2. Tale classificazione è basata sulla sua capacità di essere trasmesso, facilmente trasmissibile, patogeno, infettivo e purtroppo con poche possibilità di cure sia di tipo preventivo, quindi vaccini, piuttosto che di tipo post e quindi eventuali cure. Come sappiamo, purtroppo stiamo testando oggi diversi farmaci. Nell'ambito della sicurezza lavoratori non è un rischio prettamente legato al lavoro, pertanto i datori di lavoro, se non in ambito sanitario, non sono obbligati a intraprendere delle misure di contenimento perché non legate alla tipologia di lavorazione, bensì tutta una serie di interventi che riguardano l'allontanamento e il contatto sociale lavoratore-lavoratore, quindi dipendente-dipendente. È questa la problematica che insiste sulle aziende, il fatto che i lavoratori devono essere allontanati proprio per evitare quello che si chiama il contatto sociale. Spero di Sì. aver... Quindi come possono difendersi i lavoratori? Semplicemente stando a casa? Allora, in realtà sì, quello sarebbe, diciamo, la ratio massima. La principale misura di contenimento è sicuramente il distacco, per cui fare in modo che quella distanza minima di 1 metro che i ministeri ne danno, il Ministero del Lavoro piuttosto che il Ministero della Salute lo definisce, mantenere quel metro di distanza permette a quelle goccioline di aerosol di non passare da individuo a individuo. Diciamo, il coronavirus è subdolo perché ognuno di noi è allo stesso tempo untore e possibile contagiato, quindi dato che non lo sappiamo perché non ci sono misure per verificarlo in maniera visiva, l'unico modo è appunto quello di allontanare. Le aziende che possono garantire il proseguo di attività allontanando i lavoratori lo possono fare, altre purtroppo devono chiudere l'attività e attendere il passaggio della pandemia o almeno del picco della pandemia. E il ruolo del medico competente in azienda in questo caso? È fondamentale il ruolo del medico competente perché in primo acchito sicuramente andrà a definire eventuali presenze di lavoratori in azienda di tipo lavoratori fragili che non possono proseguire, per i quali la presenza dell'emergenza coronavirus li rende assolutamente bersaglio di questa infezione, per cui devono essere cambiati di mansione, immagino a non so, personale di reparto che proprio per le loro caratteristiche di salute devono essere allontanati e messi magari in attività che non preveda il contatto con pazienti piuttosto che contatto con utenza pubblica e quindi maggior possibilità, maggior esposizione al virus. E il medico competente quindi deve proseguire la sorveglianza sanitaria, ma anche garantire che i lavoratori fragili vengano tutelati dal datore di lavoro. E un'ultima domanda, il protocollo del 14 marzo, che cosa chiede in più ai lavoratori? Il protocollo del 14 marzo chiede sostanzialmente all'azienda di istituire una serie di misure che vanno dalla informazione, dalla gestione delle aree comuni, quindi per esempio la macchinetta del caffè, le aree relax, piuttosto che garantire il lavaggio delle mani, e quindi il datore di lavoro deve prevedere dei gel di sanificazione, dei punti dove potersi lavare le mani, garantire la presenza di mascherine. Io ne porto uno al collo perché all'interno della struttura sanitaria si gira appunto con mascherina,
lasciando, si garantisce per esempio il controllo dei fornitori, le entrate e le uscite in azienda, fare in modo che ci sia meno possibilità di contatto, quel contatto umano, perché purtroppo il passaggio virus uomo-uomo altamente veloce e trasmissibile, questo virus è talmente trasmissibile che dobbiamo assolutamente fare in modo che non incontri altre persone, altri lavoratori, e quindi va gestito in questo senso. Quindi Il protocollo del 14 marzo chiede addirittura alle aziende più strutturate di introdurre un comitato di vigilanza, quindi il datore di lavoro propone delle misure, i lavoratori hanno il compito di seguirle e un comitato di vigilanza che vigili sia sul datore di lavoro che sui lavoratori. Quindi i datori di lavoro non sono obbligati a chiudere, ma nel momento in cui rimangono aperti con le loro attività hanno bisogno di avere delle misure molto restrittive per poter andare avanti. I datori di lavoro che rientrano in quei codici Ateco che il governo ha deciso che possono essere aperti, possono rimanere aperti, devono garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, come attraverso un protocollo che non è solo un documento scritto, ma è efficacemente applicato. Perché ci sia un controllo sull'efficacia d'applicazione ci deve essere un comitato di controllo. Quindi il comitato dovrà essere organizzato per esempio con l'RSPP, il medico competente, con l'RLS, con le rappresentanze sindacali. Quindi un occhio vigile su quello che è i buoni propositi del datore di lavoro.